Buonasera a tutti, iniziamo questa presentazione del Carnevale Lucese 2020. Siamo in diretta, mi confermi Franco, sulla pagina Facebook Ucadaletto, anche per chi non può essere qui presente. Ci siamo? Quasi? 3, 2, 1? Ok, il bello della diretta, come si dice in questi casi. Quindi benvenuti, buonasera a tutti di nuovo. Devo dire con grande emozione ci troviamo qui stasera a presentare questa nuova edizione del Carnevale Storico Lucese, che ormai è diventato a tutti gli effetti uno dei fiori all'occhiello del nostro territorio. Santa Lucia del Mela si promuove con la sua bellezza, la sua cultura, le sue tradizioni anche attraverso il Carnevale, che in pochi anni ci ha trasformato veramente in una delle mete privilegiate in questo periodo dell'anno. Siamo riusciti a essere inseriti tra i carnevali più belli di Sicilia in vari portali turistici e la parte storica del nostro carnevale Ucadaletto è anche riconosciuta dalla regione siciliana come bene da tutelare attraverso le convenzioni UNESCO che tutelano il patrimonio immateriale che caratterizza la nostra regione. Accanto a quest'anima, che è l'anima storica, come sapete, ci siamo anche inventati il Carnevale in modo Ave, che ogni anno coinvolge sempre più lucesi. Questa è una cosa che ci fa veramente molto piacere. Lucesi che si mettono in gioco con estro, creatività e fantasia, elaborando dei veri e propri capi allegorici che sono ogni anno più belli e più divertenti. A partire da un'idea tutto sommato semplice. Prima Francesco Anania mi chiedeva in un'intervista come è nata questa idea. È nato dal fatto che non potendo chiaramente competere con città che hanno una tradizione anche molto più lunga di carri, per vari motivi, tanto per la conformazione geografica del nostro territorio, abbiamo pensato che l'unico modo per non scimmiottare Acireale o altre città forse era proprio quello di inventarci un carnevale in moto Ave, perché la moto Ave è il classico mezzo di trasporto delle stradine siciliane, passa un po' ovunque, quindi anche attraverso i vicoli del centro storico, e da lì è nata l'idea del concorso. Quest'anno abbiamo voluto valorizzare ancora di più il lavoro di tutti i gruppi che con grandi sacrifici e appunto con grande fantasia, con grande creatività si mettono in gioco, e lo abbiamo fatto attraverso un'idea che tra poco vi sveleremo. Ma prima di entrare nei dettagli del programma io devo necessariamente fare dei ringraziamenti, e li devo fare per prima cosa ai miei soci e in particolare al direttivo, quindi a Santo Arizzi, che è il direttore artistico di questa manifestazione, che è stato il primo ad avere l'idea tanto della rievocazione storica Ucadaletto, che non si faceva più, pensate, dagli anni 70, e poi anche del Carnevale in modo Ave, Ilaria Rizzi e Gianfranco Rappazzo, che ha curato tutta questa grafica bellissima, che da oggi inizierete a vedere ancora di più, perché appunto volevamo prima incontrarvi per comunicarvi i dettagli del programma e le sorprese, e naturalmente Franco Tritiro in questo momento è impegnato con la diretta. Ringraziamo anche l'amministrazione comunale che ha scommesso in... Ci siamo? Beh. Il proiettore non va più, vabbè, tanto nel frattempo chiacchieriamo. Quindi. Ringraziamo naturalmente l'amministrazione comunale che ha scommesso in questo progetto, perché come immaginerete la macchina organizzativa richiede veramente un grande sforzo da parte di tutti, quindi è necessario che ci sia il supporto delle istituzioni, delle forze dell'ordine, della protezione civile, di tutti quelli che possono garantire la sicurezza nel caso di una manifestazione che, capite bene, ogni anno diventa sempre più grossa e richiama davvero migliaia di turisti a Santa Lucia del Mela. Ringraziamo tutti i volontari che ci supportano, tutti i nostri sponsor, adesso li nomineremo, e tutti quelli che ci danno una mano con una partecipazione attiva, dai presentatori ai gruppi e a tutte le figure che arricchiscono le 3 giornate di Carnevale. L'appuntamento è il 16, il 23 e il 25 febbraio e in questa giornata inaugurale abbiamo voluto con noi un ospite speciale, Antonio Spadaro. Avete potuto già apprezzare alcuni dei suoi scatti. Antonio è un fotografo di rara sensibilità, siamo stati felici di averlo l'anno scorso anche in giuria,
e ci ha voluto fare dono di questi scatti che raccontano un po' la sua visione del nostro carnevale. E quindi io intanto gli farei un applauso ringraziandolo per la sua presenza, ricordando che questa mostra bellissima si potrà visitare oggi e poi nelle giornate di carnevale, e dandogli la parola gli chiederei proprio che cosa lo ha colpito del nostro carnevale, tanto da dedicarmi questa mostra che tu, Antonio, hai intitolato Storia vera di Cannaluari. Sì, buonasera a tutti, io sono Antonio Spadaro. Volevo fare una piccola riflessione proprio partendo dal titolo di questa mostra di cui sono autore, Storia vera di Cannaluari. Intanto perché è una storia vera, sicuramente è una storia che i nostri nonni hanno tramandato a noi e a loro volta hanno avuto tramandato dai loro nonni, chissà per quante generazioni si è tramandato questo racconto e chissà andando a ritroso a quale epoca risale, probabilmente al Settecento. Forse addirittura, Antonio, al 500. Abbiamo fatto una ricerca d'archivio che fa risalire, pensa, al XVI secolo le prime tracce di questo carnevale, che quindi è veramente antichissimo e tra l'altro richiama anche quello che molti filosofi hanno raccontato sul carnevale, che è caratterizzato dal sovvertimento di tutte le regole, perché cosa? No, vabbè, si sente. Ok, perché proprio nel periodo di carnevale c'è il capovolgimento di tutte le istituzioni tradizionali, compresa la questione di genere, ecco perché il travestimento, ecco perché lo sposalizio grottesco con uomo e donna che si invertono i ruoli, ecco perché per un giorno tutto è permesso e si può mettere da parte anche la malinconia, la tristezza, i problemi per trasformarsi in qualcosa di diverso dalla maschera che si indossa tutti i giorni, come direbbero i sociologi. Sì, quindi dal 500 probabilmente, quando qualcosa realmente è successo, quindi la storia vera parte dal presupposto che uno spunto c'è stato da cui i nostri antenati hanno cominciato a raccontare quella storia. Poi chiaramente noi siciliani siamo bravi, si dice che qua punta ci mette aggiunta, no? Quindi nel rielaborare, nel raccontare ci piace colorire, ci piace togliere, ma soprattutto ci piace aggiungere delle cose. Ma questo non è importante, l'importante è raccontare le storie. Noi siamo ricchi, straricchi di storia, la Sicilia è una storia millenaria e 1000 sono le storie che si potrebbero raccontare, che purtroppo però è da un po' di tempo che abbiamo perso l'abitudine di raccontarle. Secondo me è un peccato mortale questo, l'aver perso questa buona abitudine di raccontare le storie, che ha avuto come conseguenza quella di farci perdere la memoria e addirittura la nostra identità. Oggi i giovani scappano, non trovano qui quell'appiglio su cui aggrapparsi per cominciare la scalata della vita e vanno via, fuggono cercando di questo appiglio, lo cercano altrove. Sicuramente di questo loro non hanno colpa, la colpa probabilmente delle generazioni immediatamente precedenti a loro, la mia generazione per esempio, quella che rappresenta forse il punto di rottura della catena, nel senso che io mi ricordo che mia nonna mi raccontava le storie, per cui fino a me questa catena è arrivata intatta, integra. Noi forse abbiamo peccato, non abbiamo avuto la stessa capacità di trasmettere gli stessi valori, le stesse tradizioni, raccontando le stesse storie alle generazioni future. Abbiamo commesso quindi prima noi questo peccato perché abbiamo dimenticato noi. Quindi adesso paghiamo le conseguenze di questo, perché immediatamente non l'abbiamo pagato. Abbiamo trovato altre forme di sostentamento, nel senso che siamo riusciti a sopravvivere, non siamo stati costretti a scappare, però il prezzo di quel peccato forse lo stiamo pagando ora.
sia di più loro, i giovani che scappano e abbandonano il nostro territorio, i nostri borghi che sono meravigliosi tesori sotto il cielo, ma anche noi che lo paghiamo con la tristezza che proviamo nell'osservare tutto ciò, in questa tendenza che è incontrovertibile al momento. Per questo dobbiamo cercare in ogni modo di recuperare questa memoria, di recuperare la nostra identità, perché se non c'è memoria, se non sappiamo da dove veniamo, chi siamo, le nostre origini, non possiamo mai conoscere la giusta direzione da percorrere. Infatti siamo disorientati e senza bussola. Quindi il mio auspicio è quello che riusciamo nuovamente a recuperare la nostra identità, e se c'è un modo, se io potessi scommettere su soltanto un modo per poter fare questo, sicuramente questo modo consiste nel riprendere la buona abitudine di raccontare le storie, come solo noi siciliani sappiamo fare, ridando luce, ridando vita e rendendole vere, come la storia vera di Cannaluari. Grazie Antonio. È in effetti una riflessione bellissima che ci ricorda intanto l'importanza di raccontare delle storie, perché le storie in qualche modo aiutano a vivere e ci formano proprio come esseri umani. E poi è anche, secondo me, un antidoto contro l'appiattimento culturale, perché ormai in tempi di globalizzazione che ci consentono davvero di raggiungere tutto il mondo con un solo click, recuperare le radici, le origini non vuol dire chiudersi alle innovazioni, però vuol dire anche salvaguardare un patrimonio che è fatto appunto di parole che altrimenti rischiano di essere perdute, di dialetti, di riti e anche di tradizioni che sono destinate a perdersi se non si raccontano di generazione in generazione. E attraverso le tue foto io credo che tu in qualche modo cerchi di portare avanti questa missione, che è una sfida culturale che ci riguarda tutti, in qualsiasi settore ci troviamo a vivere, a lavorare, anche nelle nostre famiglie. E ti volevo chiedere, ecco, questa storia che ci racconti con la mostra ha un ordine cronologico, perché avete forse notato la freccia entrando e si attraversano le foto di questa sala e poi si va di là. E che tipo di storia hai colto l'anno scorso quando sei venuto a raccontare, a immortalare questo rito davvero antichissimo del funerale e del rogo di Carnevale? Sì, intanto ho visto il grande impegno di tutti i partecipanti, proprio immedesimati nella parte, vedevo le donne piangere e sembrava che veramente stessero piangendo un parente morto. La cura dei dettagli sicuramente, la cura nell'interpretazione, ognuno chi doveva fare come si chiama? Il Pappalucci era immedesimato nella parte, era concentrato. Io non conoscevo nemmeno la storia, questa storia la conoscevo così vagamente. Il discorso, il fatto del processo in piazza, è stato condannato, c'è stata di fatto una condanna. Sì. Di fatto è stato condannato per avere troppo mangiato e bevuto, questo ci dicono le fonti, proprio perché attraverso il teatro, attraverso la parodia, in questo senso dobbiamo ringraziare ancora una volta gli amici del Piccolo Teatro, sempre presente con la regia di Ercole Campanella. E dico, tutta questa storia ci ricorda cosa significa davvero storicamente Carnevale, direi proprio in senso antropologico, il momento in cui ogni eccesso è chiaramente possibile. Oggi forse non ci pensiamo perché, come diceva Antonio, siamo anche in un'epoca di appiattimento culturale, però voi pensate sino agli anni 70 che cosa significava o ancora prima durante gli anni del dopoguerra poter davvero imbandire la tavola, fare festa, mangiare dolci, le fraviole, la carne, la salsiccia, tutti gli atti prelibati che chiaramente i nostri nonni, i nostri bisnonni, i nostri avi non potevano permettersi, quindi veramente Carnevale era festa anche nel senso di potersi concedere tutto quello che altrimenti non era possibile.
E per questo, quando poi a mezzanotte del martedì grasso suonava un campanazzo che introduceva la Quaresima, c'era una cesura molto forte tra quello che aveva significato la festa e poi il periodo di penitenza, di Quaresima, anche di sacrificio, che ci ricorda davvero un'epoca così vicina ma direi così lontana, perché io penso magari ai ragazzi che stanno crescendo oggi quanto può sembrare anche, come dire, insolito sentire una storia come questa, no? A proposito del carpanaggio della Quaresima, la scelta di fare tutte le foto in bianco e nero è soltanto una a colori, a parte il consiglio dell'artista Filippo, che vedo lì, adesso non lo vedo più, il quale mi ha dato questo saggio consiglio per un'altra mostra che ho fatto insieme a lui. Quindi di dare un tocco di colore in mezzo a tutto il bianco e nero, però anche il significato di una speranza. Dopo il cupo del bianco e nero, ecco, un tocco di colore per dare una speranza, sia perché inizia di fatto la Quaresima e neanche perché si spera in un voltare pagina e ritornare al vecchio discorso che facevo prima di svoltare per invertire la tendenza che tristemente stiamo vivendo. Grazie Antonio, e ancora una volta io direi che veramente dobbiamo ringraziare tutti i figuranti, tu lo dicevi, però se questo carnevale riesce così bene anche nella sua parte storica è perché ci sono i Babbaluci, ci sono i Ciancimottu e c'è naturalmente il nostro carnevale. Io dico sempre scherzando, l'unico carnevale che si chiama Natale. Natale è qui presente, non ama tanto essere intervistato, però noi, benvenuto sindaco, accomodati, però noi, devo dire, ogni anno lo ringraziamo perché ormai è diventato la nostra maschera. E di fatto dopo il funerale, o meglio, dopo il processo, dopo il funerale e dopo l'accompagnamento funebre c'era il rogo che appunto concludeva il carnevale storico e con i ritocchi di mezzanotte consentiva poi la fine della festa e l'ingresso nella Quaresima. E anche questi sono aspetti che tu hai colto e che probabilmente hanno colpito la tua immaginazione di fotografo. Sì, proprio questo, il racconto della storia che sfocia nell'inizio di un'altra storia, quindi una transizione che è figlia dell'unico motore, diciamo, ispirativo che mi ha condotto alla realizzazione di tutto il percorso dall'inizio alla fine e nuovamente a un nuovo inizio. Grazie Antonio, noi invitiamo nuovamente tutti a visitare questa mostra che appunto si potrà fruire fino al 25 febbraio. Vi invitiamo anche a osservare i dettagli che Antonio ha colto attraverso la sua lente fotografica. E nuovamente invitiamo tutti anche attraverso i nostri canali internet, ringraziamo per questo anche le testate presenti, Niceto Web TV con l'amico Giuseppe Ruggeri e naturalmente Francesco Anania di AM e vi invitiamo davvero ad immergervi in questa storia, ricordando che le storie aiutano a vivere e soprattutto aiutano a preservare la memoria contro l'appiattimento culturale. Questo è un messaggio importantissimo che tu ci hai voluto lanciare e che noi appunto rilanciamo soprattutto alle nuove generazioni, perché davvero si ricordi da dove veniamo e non si smarrisca la direzione verso cui andare. Con il mea culpa che è doveroso per le nostre generazioni. Io ritengo che la mia generazione sia quella maggiormente responsabile, perché ripeto, non siamo stati in grado noi, abbiamo dimenticato noi la nostra memoria e quindi di conseguenza non siamo in grado di trasmetterla ai giovani. I giovani non hanno colpa di quello che... Non possiamo dire ai giovani ricordate quando già noi abbiamo dimenticato. Per cui dobbiamo fare un lavoro certosino molto... Dobbiamo impegnare molto per recuperare il terreno perso. Del resto tu hai utilizzato questa parola bellissima che è speranza e io penso che anche la presenza di tantissimi bambini nel nostro carnevale in qualche modo sia un messaggio di speranza, ovvero salvaguardare queste tradizioni, questo patrimonio orale di riti, di gesti, anche di parole
che è fondamentale, che ci caratterizza e senza il quale appunto c'è l'omologazione e l'appiattimento culturale. E adesso concludiamo questo breve viaggio nelle tue fotografie con un video che hai preparato e che ricordiamo è accompagnato dalla musica dei Malanova. I Malanova ci hanno infatti omaggiato con la riproposizione di un canto e in qualche modo ricorda i momenti salienti del nostro carnevale storico che avete sentito in apertura e che tu Antonio hai utilizzato proprio come sottofondo musicale. Ecco il video. Grazie Antonio davvero per questo splendido omaggio, per questa storia che appunto ci ricorda che cosa non perdere. E adesso, prima di entrare nel vivo del programma e anche di ascoltare da voi quali sono appunto
le creazioni che ci avete proposto quest'anno. E do la parola al sindaco, avvocato Matteo Sciotto, che è arrivato un po' in ritardo, giustificato perché era impegnato con una manifestazione religiosa. Sindaco, dicevo prima che in effetti il carnevale ormai è non soltanto un fiore all'occhiello di questa comunità, però davvero un evento riconosciuto in tutta la Sicilia, che cementa la comunità e che necessariamente ha bisogno del supporto di tutte le istituzioni, delle forze dell'ordine, dell'amministrazione che davvero sta a fianco ai volontari e supporta, scommettendo in questa manifestazione tutte le attività collegate. Sì, Katia, intanto voglio chiedervi scusa ovviamente per il ritardo, non è diverso dalla mia volontà, però c'era un evento religioso, la messa era giusto che partecipassi lì, sono andato via un attimo prima che finisse e vi prego di scusarmi. Dopo volevo fare ovviamente i complimenti al blog del Nela, a Katia, a Santi, a Nicola Pazzo e a tutti, per come la passione che ci mettete anche in questa manifestazione, per tutto quello che fate per la comunità lucchese e per voi stessi. E un complimenti da parte mia voglio farvi veramente con tutto il cuore alla comunità lucchese, perché se la manifestazione da voi organizzata riesce così bene è perché innanzitutto ci sono le persone di Santa Lucia del Mela che con grande sacrificio e poi con grande gioia di vivere, di divertirsi, partecipano. Quindi il merito anche in questo caso, come dico spesso sempre, delle persone, in questo caso è dei lucchesi. È veramente un evento importante, è un evento un fiore all'occhiello ovviamente di Santa Lucia del Mela, dei lucchesi, non mi piace dire dell'amministrazione, noi facciamo la nostra piccola parte, pensiamo di farla benino, nel senso tutto quello che possiamo fare lo mettiamo a disposizione, ma perché è giusto fare così e quindi lo facciamo come un dovere e poi anche un piacere, perché quando le manifestazioni riescono bene è motivo di orgoglio di tutti quanti voi, di tutti quanti noi, e in questo caso è veramente una manifestazione ben riuscita. Io l'anno scorso non ho potuto praticamente partecipare, non ho visto nulla, era un momento particolarmente triste e doloroso della mia vita, un periodo brutto, però quest'anno spero di, anche se un piccolo handicap, di partecipare, di divertirmi insieme a tutti quanti voi. Rinnovo ancora i complimenti, che mica migliore si dice anche in questo caso, vero? Però è bello che c'è questa sana competizione, ma è sana perché non c'è, la sto cominciando a vivere, è bello veramente. Mi verrebbe da ripetere per la terza volta complimenti a tutti quanti voi e a voi, perché non è scontato che uno dedichi una parte della propria vita, in questo caso per organizzare, per aiutare tutti gli altri, per coordinarlo, e quindi è anche e soprattutto merito anche vostro. Grazie Sindaco. E grazie naturalmente anche a tutti gli assessori consiglieri che ci stanno supportando, perché appunto è un lavoro di squadra che parte dall'associazione con il supporto dell'amministrazione e però ovviamente con il coinvolgimento corale di tutta la comunità, perché davvero ci sono ben 7 gruppi che ogni sera si riuniscono, lavorano per mesi con grande sacrificio e mettendocela davvero tutta per divertirsi. Oltre naturalmente, come dicevo, a tutte le figure che sono coinvolte a vario titolo nella manifestazione che dura 3 giorni, però ha anche diversi eventi preparatori, quindi mi giro così, presentiamo meglio in questo profilo. A proposito di gruppi mascherati, ricordiamo che la sfilata si terrà nei 3 giorni della festa e ricordiamo anche quali sono i premi di quest'anno. Ci sarà come sempre il premio della giuria tecnica. I giurati, come sapete, sono assolutamente top secret, li sveleremo l'ultimo giorno. Sono esteri, come al solito. Vabbè, ovviamente per evitare qualsiasi tipo di possibile corruzione li prendiamo dall'esterno, cercando persone che non abbiano rapporti con Santa Lucia. Chiaramente sono persone che appartengono al mondo dell'arte, dello spettacolo, del giornalismo a vario titolo. E poi c'è il premio Lava Social che l'anno scorso ha funzionato, quindi anche la lava più cliccata su Facebook, e quest'anno abbiamo
abbiamo pensato, oltre alla Lapa Blog del Mela, che come sapete è un po' il premio della critica, ovvero la Lapa che scegliamo noi in quanto associazione e che premiamo, abbiamo pensato di inserire anche la Lapa delle Lape, l'abbiamo chiamata così, ovvero diamo la possibilità a ciascuno di voi, in quanto gruppo, di esprimere un personale podio, chiaramente escludendo la propria creazione, quindi ognuna delle lape in gioco osserva le altre e stabilisce un primo, un secondo e un terzo posto ideali, e quella più votata vince appunto questo premio. In più ci sarà il re e la regina di carnevale come quest'anno, e non si tratta necessariamente della maschera più bella, ma si tratta dei due personaggi che in qualche modo sono più coinvolgenti, più divertenti, che davvero interpretano lo spirito di carnevale. E poi c'è anche Miss Ciancimotto. Ci siamo inventati questa cosa quest'anno perché, come avete visto anche dalle foto, in effetti fare i ciancimotto non è semplice. Del resto si parlava prima con Antonio dell'importanza di recuperare le nostre radici. Ora, le ciancimotto chi sono? Sono in qualche modo figure ormai dimenticate. Io penso che un qualunque ragazzino, quando sente questa parola, obiettivamente si chiede: ma di che cosa stiamo parlando? In realtà c'erano storicamente figure di donne che erano pagate per piangere durante i funerali, perché più si piangeva più il morto era importante, per esempio, e questa figura, che è tipica della nostra tradizione, non è altro che diciamo, una ripresa di una figura del mondo antico, ovvero le cosiddette pretiche. Quindi, come vedete, è veramente una storia che parte da lontano, da lontanissimo, e noi insieme ai Babbaluci ci teniamo tantissimo ad avere un gruppo di ciancimotto, e ogni anno è coordinato da alcune volontarie che si impegnano, e quest'anno, diciamo, la ciancimotto più credibile avrà questa speciale fascia, Miss Ciancimotto. Io direi adesso di sentire proprio i rappresentanti di ciascuna lava, perché vogliamo presentare in questo primo appuntamento inaugurale i 7 gruppi in concorso e sentire anche da loro qual è l'idea progettuale, ovviamente senza fare spoiler, senza rovinare il bello della sorpresa, perché ci teniamo chiaramente a vedervi arrivare in piazza domenica prossima e a meravigliarci come sempre. E le 7 creazioni sono la paura, la pinguina, la partita, la pirata, la paranza, la passerella e la pizzata, in ordine di iscrizione. E come sapete c'è sempre un gioco di parole con l'apa o ape, e questo poi genera anche il tema al quale ogni gruppo lavora. Partiamo appunto dalla prima iscritta, la paura, e addirittura questa lava si è iscritta, pensate un po', a settembre. Quando diciamo che Santa Lucia è ormai il paese del carnevale, significa che veramente c'è anche una sorta di febbre del carnevale, che non è soltanto, diciamo, a febbraio, ma un po' durante tutto l'anno. Quindi voi già a settembre, vedo qui 2 rappresentanti, Pippo e Nino, l'idea di creare questa lava, quindi raccontateci un po' che cosa vedremo, senza svelare troppo ovviamente. E allora, vedremo una moto ape Su questo non avevamo dubbi. che fa paura. Addirittura. Sì. Quindi ci dobbiamo spaventare. Sì, una cassa da morto, un Dracula che esce. Non ci crediamo. Non lo dovevo. Non lo dovevo dire. Che sono? Sì. Gianfranco Abbasi. Sempre Gianfranco. Vai. Sì, dico, non lo dovevo dire, l'ho detto. Va bene, allora non sta svelando tantissimo, però insomma la paura ci sarà da... Comunque era una notte buia e tempestosa quando ci è venuta l'idea. Ah, ecco, quindi insomma. Ma è vietata ai minori come nei film dell'orrore oppure... No. E diciamo che è meglio se sono accompagnato. Giallo, bollino giallo. Bollino giallo, va bene, grazie. Dopodiché abbiamo come secondi iscritti il gruppo della pinguina. La pinguina, vedo Maria, vedo anche qualcun altro del gruppo di Impanara. Ecco, raccontateci un po' anche com'è nata la vostra idea e che cosa vedremo senza svelare troppo, se possibile. Io l'ho detto ormai. Il tempo. Come ha detto Nino, siamo una lava.
Praticamente noi siamo la Pinguina e già il nome dice tutto, non c'è bisogno di descrivervi. Domenica scoprirete cosa abbiamo realizzato con questo nome. C'è da dire, Maria, almeno sembra di ricordare, se non sto dicendo troppo, che c'è anche un tema sociale che voi volete affrontare. Sì, sì, perché è un tema attuale. Vabbè, noi chiaramente conosciamo la descrizione perché abbiamo ricevuto le vostre schede, però No, perché se ecco, sveliamo tutto alla fine domenica non ci sarà la sorpresa della lava. La partita, c'è qui Carmelina, Graziella, interviene. Arrivo, Il nostro valletto Gianfranco, grazie. Buonasera a tutti, noi saremo la partita. La partita può essere intesa come tante cose, però ovviamente, come diceva Maria e pure Nino, lasciamo la sorpresa ovviamente. È una lava con musica colorata e tutto quello che volete. Poi sorpresa domenica. Sorpresa domenica, grazie. Ha segnato l'Inter, ha segnato l'Inter. La tirata, Impossibile. Catena. Buonasera, noi siamo il gruppo La Pirata, che è ovviamente una lava con musica, colori e si vede al momento. Ci siamo ispirati alla vita dei pirati, Non serviva sta cosa. pensiamo che nella vita non è importante avere delle Non ricchezze, possiamo sperare. ma Io vivere sperai. veramente anche quando il mare Magari ce l'anno scorso. Che bel messaggio, grazie Catena, bellissimo. E la passerella, mi sembrava di vedere Carmelo. La passerella, anche qui non ci svelare troppo perché è una parola che si presta a diverse interpretazioni. Io sinceramente, allora partiamo dal presupposto, la nostra è quello che resta di una lava, perché l'abbiamo massacrata per fare quello che stiamo facendo. Come ti dicevo l'altro giorno, a noi sarebbe, cioè, la nostra idea era quella di pubblicare già le foto work in progress e addirittura finita, perché l'abbiamo finita oggi pomeriggio, per cui se volete vi pubblichiamo le foto anche No, se grazie, perché altrimenti vi squalifichiamo, quindi... Dopodiché, insomma, che cosa rappresenta la nostra lava? Diciamo che è una lava fashion, mettiamola così. L'idea è quella di far sì che a questa lava si possa aggregare chiunque in qualsiasi momento. L'importante è essere vestiti eleganti e potete venire con noi. Vi faremo divertire sicuramente con degli spettacoli particolari. Se arriva la brasiliana vi faremo fare lo striptease, altrimenti vi accontenterete di qualcos'altro, ok? Va bene, grazie. La paranza, Maria Alessandra. Anche qui una parola che in effetti evoca diversi temi, no? Sì, intanto non vedrete una lava, perché se non si deve vedere non si vedrà. Sì, anche noi affrontiamo una tematica attuale, presumo sia la stessa della Pinguina, immagino, perché o simile. D'altronde la paranza si sa, e noi non c'è da nascondere niente, la paranza è un tipo di pesca ed è anche una pietanza, perché la frittura che ne deriva è appunto la frittura di paranza, quindi il tema è ovvio che è legato al mare, con tutti gli annessi e connessi, quindi vedrete, spazieremo a sorpresa quello che riusciremo a finire, perché noi invece ancora non abbiamo finito. E infine la pizzata c'è Rocco. Buonasera, la nostra è una lava, anche se non si vede, si capisce soltanto guardando sotto che ci sono 3 ruote. Per il resto il titolo della nostra lava, la pizzata, dice tutto. La compagnia, l'unione, l'allegria di stare insieme. Si mangia, si mangia. Non ti posso vedere. Bene, tra l'altro vi anticipo che avrete una
riceverete una visita in questi giorni da parte di Francesco Nania, che realizzerà un servizio televisivo che chiaramente vedremo dopo Carnevale, quindi verrà a sbirciare dietro le quinte a vedere a che punto siete con il vostro lavoro. Tra l'altro, Francesco, quando abbiamo parlato di quest'idea, tu mi hai detto che un anno hai già un po' girato dietro le quinte e ti sei così tanto divertito e loro sono stati così tanto ospitali che sei tornato a casa anche ubriaco perché ti hanno fatto mangiare bene, quindi insomma veramente Santa Lucia, come dire, è anche ospitale e accogliente in questo senso. E adesso direi Santo di entrare nel vivo del programma. E Santo Rizzi, come dicevamo prima, è il direttore artistico della manifestazione e tra l'altro è a lui insomma, che dobbiamo anche l'idea un po' folle di questo carnevale, che è cresciuto tantissimo. Forse prima facevamo il conto, è da 8 anni, no, che lo proponiamo. Dal 2013. Dal 2013, quindi sì, questa sarà la nostra 8ª edizione. E di fatto nessuno di noi pensava all'inizio che veramente sarebbe cresciuta così tanto questa manifestazione. E tra l'altro sembrava veramente un'idea folle, no? Rievocare un cadaletto che non si faceva dagli anni 70 e poi addirittura inventarsi una sfilata in moto ape, sembrava qualcosa di pazzesco, insomma, però se non ci fossero le idee folli poi magari i progetti migliori neanche vedrebbero la luce. In realtà l'idea nasceva dalla consapevolezza che l'unica manifestazione che Santa Lucia mancava era proprio il carnevale. E invece dalle voci che sentivo dagli anziani, dalla mia famiglia, mi veniva questa informazione che effettivamente era la festa più bella, almeno negli anni 70. Quindi ragione per cui abbiamo pensato di metterci tutti insieme, grazie all'associazione, comunque è nata in concomitanza di questo evento. Ci siamo messi tutti insieme per creare questo evento che è veramente apprezzato dalla comunità e che riesce proprio a riunirvi tutti, anche se per pochi giorni, però riesce a riempire la piazza proprio grazie all'aiuto dei Lucesi, perché senza Lucesi questo evento non potrebbe mai realizzarsi, perché non ci sarebbe, uno può avere l'idea ma ci vuole anche un gruppo che li supporta. Quest'anno ci sarà una manifestazione che sarà, noi stiamo puntando sempre a aumentare la qualità dell'evento e quest'anno stiamo appunto realizzando una manifestazione che sia ancora più innovativa, ancora più ricercata nei particolari e anche di risolvere dei problemi legati anche alla viabilità in base anche al percorso che abbiamo scelto durante le sfilate. E come abbiamo già detto durante le riunioni i partecipanti dei gruppi di motori già lo sanno e le 3 sfilate non faranno il percorso degli altri anni, ovvero si escluderà diciamo, la parte della via Serri proprio per evitare un problema diciamo, di eccessiva lunghezza e anche un vuoto nella piazza che invece in quel momento abbiamo visto che porta molto turismo, porta molta gente da fuori. Tra l'altro Santo, io vorrei anche dire che uno degli obiettivi di questa manifestazione, devo dire riusciti, era anche quello di favorire le attività commerciali, perché più di un'attività ci ha detto che in questo periodo Santa Lucia solitamente era morta, nel senso che febbraio era un mese un po' difficile per chi ha un negozio, un'attività commerciale e invece anche grazie a Carnevale effettivamente le cose sono cambiate e noi quando parliamo di promozione del territorio chiaramente parliamo di turismo e parliamo anche di economia proprio per supportare le aziende lucesi, anzi diciamo uno dei messaggi che vorremmo lanciare è proprio quello di sostenere l'economia cittadina e di comprare a Santa Lucia del Mela. È un ottimo messaggio perché effettivamente vediamo che c'è un movimento anche giustamente nell'acquisto di tessuti, quindi noi proprio facciamo un appello affinché possiate aiutare proprio l'economia locale perché noi ci stiamo impegnando come associazione attraverso questi eventi anche in piccolo, però effettivamente ci rendiamo conto che hanno un vantaggio, quindi chiediamo anche ai gruppi di ragionare in tal senso. Dicevo appunto le novità principali sono il percorso che quest'anno vuole mantenere il percorso tradizionale delle processioni, quindi ci manterremo soltanto sul centro del paese
e valorizzando maggiormente la piazza. In che modo valorizzeremo la piazza? Quindi evitando la via Serri per la prima giornata, perché la giornata prevista era quella della via Serri, appunto ci sarà la sfilata in motoape. Caratteristica sarà questa giornata perché per la prima volta a Santa Lucia ci sarà l'inaugurazione ufficiale del Carnevale, quindi per la prima volta vedremo una consegna delle chiavi con protagonista il nostro sindaco, che consegnerà appunto le chiavi al Re Carnevale. Stiamo cercando di seguire anche le idee che ci vengono anche dagli altri carnevali più grandi che ci sono in tutta Italia comunque, non soltanto nel comprensorio. Quindi cerchiamo di creare anche una sorta di spettacolo, la prima giornata che effettivamente finora era soltanto costituita dalla presenza della sfilata. Tra l'altro, Santo, visto che hai parlato di viabilità, abbiamo detto che davvero possiamo contare sul supporto chiaramente dell'amministrazione, della Polizia Municipale, dei Carabinieri e dal punto di vista dei servizi. Io ho accolto diversi suggerimenti che sono venuti dai cittadini e in particolare qui ringrazio la Consulta Comunale per la Disabilità perché ci ha suggerito anche di trovare uno spazio adeguato proprio per i disabili, anche con la previsione di pass, di parcheggi riservati. E quindi vogliamo assolutamente lanciare questo messaggio e dire che appunto ci teniamo moltissimo a garantire questo tipo di accessibilità e di servizio. E ringraziamo in questo senso appunto la Consulta Comunale nella persona del suo presidente Maurizio Giunta, che salutiamo. Dicevo, la prima sfilata quindi partirà da Piazza Milite Ignoto con questa inaugurazione ufficiale e poi si farà il giro della piazza, lo faremo ripetere più volte proprio per garantire la presenza all'interno della piazza, e ci sarà anche un intrattenimento che non diremo subito, lasciamo un po' di sorpresa. Ci sarà qualcuno che farà degli spettacoli a sorpresa durante il percorso della sfilata, vedrete direttamente quel giorno in piazza. Passerà fino alla via Cesare Battisti per risalire di nuovo e concludersi qui in piazza Milite Ignoto. Poi ci sarà appunto la presenza del nostro sweet bar che farà appunto delle sagre. Come lo scorso anno ci sarà appunto la sagra della Vignolata, giocando sempre sul gioco di parole l'api, l'ape, e quest'anno l'altra novità sarà appunto la presenza della Lapiparella. Sempre giocando sul nome, ha pensato Sweet Bar di realizzare questo ulteriore omaggio alla cittadina. E poi ci sarà la presenza del DJ che appunto intratterrà in piazza, che appunto Luciano Fraida, che farà uno spettacolo acustico e anche DJ. E alla fine ci sarà Noel Spinelli, che è un artista di strada che ci farà uno spettacolo di arte di strada. Sì, perché in effetti oltre al ballo in piazza, che garantiamo in tutte e tre le serate proprio perché diciamo, l'idea è venuta da tutti voi. Un tempo si ballava nelle case, lo sappiamo, ora questo purtroppo si è perso, abbiamo anche provato a riattivare questa tradizione attraverso i locali, ma non è la stessa cosa. Quindi in effetti carnevale è anche ballo, è anche divertimento e ci saranno 3 serate danzanti in piazza, però abbiamo pensato di aggiungere altri tipi di attrazioni, di divertimenti, proprio perché tentiamo anche ogni anno di fare un programma diverso, inserendo diverse attrazioni anno dopo anno, e quest'anno diamo appunto spazio all'arte circense e all'arte di strada, che secondo noi si sposa particolarmente con l'idea di carnevale. Un'altra attrazione ci sarà sempre il 16, ho dimenticato di dire, è appunto la presenza del gruppo di ballo Fly Dance di Giussi De Pasquale, che aprirà la sfilata assieme al corteo. E poi per quanto riguarda il 23 ci sarà di nuovo la sfilata in motoape, che però questa volta partirà da Piazza degli Emigranti e farà sempre il percorso tradizionale come ogni anno, non cambierà per niente il percorso delle motoape, sarà come gli altri anni. E a un certo punto, arrivando in piazza, ci sarà l'ingresso degli sposi, quindi entriamo nel carnevale storico lucese. E grazie all'aiuto del piccolo teatro ci sarà appunto questa carrozza che partirà offerta dalla Quercia, e appunto faranno questo percorso tradizionale con il matrimonio.
Anche qui ci sarà la presenza di un artista di strada che chiuderà la serata prima dei DJ Scionti e Ordile, e ci sarà Pippo Gitto, che è lucese, che presenta il nostro evento. E l'artista di strada sarà il Circo Palocco, e sono di Catania. E poi invece l'ultimo giorno che include il nostro evento, la sfilata partirà, come ormai avviene da tanti anni, partirà dal centro storico, proprio per valorizzare in quanto carnevale storico cerchiamo sempre di mantenere la presenza nel centro storico, proprio per valorizzare anche il nostro paese, che proprio in quel punto ha bisogno di essere maggiormente vissuto. Dopo di questo, praticamente arrivando in piazza, ancora prima di arrivare in piazza, avremo un ulteriore intrattenimento, quindi nel primo pomeriggio ci sarà un'altra novità, ovvero un concerto diciamo che accoglierà le persone che attenderanno la sfilata, e sarà appunto di Coppola Nera, di Lucesi Coppola Nera. E poi ci sarà appunto la sagra sempre dello Sweet Bar con i maccheroni e i dolci di carnevale, che partirà a partire dalle 18, e continuiamo con la presenza del DJ Steno P, e chiuderà appunto la serata la presenza di un artista che per noi è una cosa molto importante, che appunto possiamo far vedere anche le immagini e anche la musica. Sorpresa, questa è una delle cose che volevamo dirvi. Cecilia Gale, che è un'artista veramente legata a carnevale, e ha fatto pezzi, insomma, ballati, penso negli anni 90 principalmente, e quindi farà il suo concerto in piazza e balleremo con lei. Ci tenevamo molto ad avere Cecilia Gale, perché davvero sarà un evento di grande richiamo turistico, oltre che divertente per tutti noi, e in più è la ballerina brasiliana che qualcuno prima stava spoilerando. E poi tra l'altro ci sarà anche una coreografia di balli organizzata da Dino Ruggeri con il gruppo della palestra LT Fitness, e quindi lo ringraziamo perché sta già studiando la coreografia a partire dalla scaletta di Cecilia Gale. Questa era una delle sorprese che avevamo in programma. Certamente la sorpresa più importante è quella che stiamo per svelare, che sicuramente valorizza tutto il vostro lavoro. Noi ci stiamo impegnando affinché venga valorizzata tutta la comunità, sia l'evento in sé che organizziamo assieme a voi, ma vorremmo che quest'anno fosse valorizzato anche il lavoro delle singole motoauto. Quindi abbiamo pensato a un premio speciale per il primo classificato. Ovviamente oltre il premio che ormai tradizionalmente viene offerto da Felice Impalà, che ci ha dato qualche foto che volendo possiamo anche vedere adesso, del work in progress. Ecco, il tradizionale trofeo. Come vedete è tutto lavoro fatto a mano da un artigiano bravissimo del legno. Però oltre a questo premio, che ormai è un simbolo che a quanto pare è molto ambito da tutti voi. Sì, infatti devo dire, qualcuno ci ha detto ma perché non togliere il concorso? Secondo noi invece un minimo di competizione finché sana, come diceva il sindaco, una rivalità ovviamente positiva, scherzosa, bisogna mantenerla, perché è una gara. Noi diciamo sempre non si vince niente, perché è chiaramente un primo premio simbolico, un podio del tutto simbolico, tanto che dal quarto classificato in poi facciamo un ex equo, perché è giusto così. È giusto indicare un premio visto che è una gara, è un concorso, però è anche giusto assolutamente valorizzare il lavoro di tutti. Cerchiamo di farlo anche con questa idea che ci è venuta quest'anno. Ecco, prima di capire quale sarà questa sorpresa, facciamo vedere un video per diciamo, entrare nell'atmosfera.
perché abbiamo fatto vedere questo video di Acireale, qual è fuori luogo, l'idea? scusate. Non è esattamente fuori luogo per questo motivo, Gianfranco, andiamo con la grafica, perché quest'anno il primo classificato sarà invitato a partecipare alla sfilata inaugurale del Carnevale di Acireale 2021. Questa è la sorpresa che avevamo in serbo per voi. È un'idea che abbiamo avuto intanto perché il gemellaggio con Acireale in qualche modo davvero qualifica ancora di più il nostro carnevale, è l'unico carnevale del comprensorio collegato a quello di Acireale. Noi andremo in settimana, siamo ospiti della fondazione del Carnevale di Acireale proprio a siglare questo accordo, e i vincitori di quest'anno avranno anche la possibilità l'anno prossimo di sfilare con la nuova creazione al Carnevale di Acireale. Quindi, in realtà si tratta della sfilata inaugurale, perché ovviamente non è possibile poi no, partecipare a certo, quella. chiaramente ci teniamo ad avervi a Santa Lucia, però in occasione della giornata inaugurale del Carnevale di Acireale, che di solito è di sabato, infatti loro hanno iniziato ieri, e un gruppo di Santa Lucia, il gruppo vincitore di quest'anno, andrà con la nuova creazione, quindi con la propria lava, ad Acireale. Chiaramente non prenderete l'autostrada, però sarete trasportati. E in più Acireale ci manderà non vabbè, Acireale ci manderà, scusa Gianfranco, non un carro. Scusate, i commenti dopo. Acireale ci manderà non un carro, ovviamente, perché non potremmo neanche ospitarlo nel nostro paese, però un gruppo mascherato, comunque una creazione. Io l'anno scorso ho visto che hanno in pratica dei carretti più piccoli che sono tipo maschere individuali, e ci sarà questo scambio per cui Santa Lucia andrà ad Acireale e Acireale verrà a Santa Lucia con una delle creazioni. E io penso sì, la creazione del 2021 sulla fiducia, quindi no, ovviamente con la creazione del 2021, però il primo classificato. E noi abbiamo pensato a quest'idea perché in qualche modo intanto ci lancia veramente nel panorama regionale ancora di più, perché Santa Lucia sarà presente ad Acireale e viceversa, e poi perché si valorizza ancora di più il vostro lavoro. Certamente sarà anche l'occasione per pubblicizzare a livello turistico anche Santa Lucia del Mela, perché molte persone purtroppo ancora non conoscono, perché non siamo ai livelli di Acireale, non vogliamo neanche esserlo, perché sono due carnevali completamente diversi, però sicuramente essere in un evento del genere ci dà molto lusso e molta visibilità anche per tutta Santa Lucia. Quindi questa era la sorpresa che volevamo comunicarvi. Direi che con le comunicazioni in qualche modo abbiamo finito, abbiamo aperto con Antonio Spadaro e vi ricordiamo appunto di visitare la sua mostra nei giorni del Carnevale, il 16, il 23, anche sabato 24 e poi il 25. Ringraziamo tutti i volontari che a vario titolo stanno collaborando con noi, ancora una volta l'amministrazione, i vari gruppi mascherati che stanno lavorando alle proprie lave, e tutti i figuranti della parte storica, il piccolo teatro, Liceto Web TV, AM che pubblicherà adesso il servizio televisivo su questa serata e poi curerà anche una puntata speciale sul Carnevale. E cosa resta da dire, Sindaco? Credo che possiamo chiudere, augurare a tutti buon lavoro e appunto darci appuntamento al 16. Vi abbiamo svelato le sorprese, questo è il programma, come vedete è un programma particolarmente denso. Io ringrazio ancora una volta la mia associazione, in particolare il direttivo Santo, Gianfranco, Franco e Ilaria, perché la macchina organizzativa, come Giussi naturalmente, voi in quanto direttivo, la macchina organizzativa, come immaginate, è particolarmente complessa. Abbiamo iniziato a lavorare già da alcuni mesi e chiaramente il peggio deve venire, tra virgolette, però lo facciamo davvero volentieri perché scommettiamo anche noi in questa bellissima sfida che insomma ci ha portato già ad un livello veramente importante e cerchiamo di mantenerlo. Quindi grazie a tutti e ci rivediamo domenica prossima. Sì. Qualcuno vuole... No, vabbè, adesso facciamo dietro le quinte una piccola riunione perché chiaramente abbiamo degli aspetti tecnici da curare, però direi sì, intanto... ecco, vi invitiamo intanto di là, l'avevo dimenticato, grazie Gianfranco, perché lo Sweet Bar ha offerto un piccolo rinfresco.
quindi sappiamo qualche bottiglia e mangiamo le chiacchiere visto che siamo già in piena atmosfera e grazie ancora a tutti, ci possiamo salutare, grazie.